Un fiume d'acqua in strada, così era stato il risveglio dei residenti nei condomini in Via del Ferro, nei pressi di Piazzetta San Gaetano Schio. Una perdita d'acqua che aveva sollevato una parte della pavimentazione, una doppia rottura sul tratto di acquedotto che scorre sotto la zona interessata, ha fatto sapere Viacqua, il cui personale del pronto intervento ha operato sin dall'alba. Area transennata, chiusure stradali e deviazioni del traffico per consentire i lavori nell'area proprio dietro al Duomo, a pochi passi dal centro storico. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri e il sindaco che ha seguito passo passo l'evoluzione. No, questa mattina i vigili del fuoco mi hanno appunto chiamato dicendomi che c'era un fiume d'acqua che correva per Piazzetta San Gaetano e mi sono ovviamente preoccupata, mi sono precipitata qua e anzi ringrazio i vigili del fuoco. Abbiamo ovviamente attivato la nostra reperibilità comunale, la polizia locale, i carabinieri erano già presenti perché si doveva capire qual era il problema, perché l'acqua era veramente tanta, aveva rotto la sede stradale, perciò aveva tagliato l'asfalto in più punti. E in questo senso ci siamo ovviamente preoccupati di capire se ci fosse una sicurezza statica degli edifici, perché poi alla fine non si sapeva cosa ci fosse sotto. I tecnici di Viacqua sono stati tempestivi, sono intervenuti, hanno fatto le loro verifiche e carotaggi e hanno verificato che ci sono 2 rotture importanti della condotta di Viacqua. In via precauzionale era stata disposta l'evacuazione temporanea di una decina di famiglie e l'amministrazione si era attivata per trovare una soluzione di accoglienza per chi di loro non avesse alternative, ma l'allarme è fortunatamente rientrato nel corso della giornata, fa sapere il sindaco, con il progressivo via libera al rientro nelle abitazioni dopo le verifiche sui fabbricati della piazzetta, in cui è stata riscontrata l'assenza di danni strutturali agli immobili, e anche la piazza è stata riaperta nel pomeriggio.